Buongiorno agli ascoltatori di Radio Conegliano e agli ascoltatori collegati su vivetv.it. Ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì con l'approfondimento politico. 6 maggio si vota, questo è il nome del programma in cui intervistiamo, in cui presentiamo i candidati sindaci dei comuni del Coneglianese e Conegliano naturalmente. Allora, ricordo che siamo in diretta su Radio Conegliano, sulle frequenze di Radio Conegliano e su vivetv.it, il live streaming dal sito www.vivetv.it. Entriamo subito nel vivo della puntata di oggi presentando il primo candidato sindaco. Lei è Loretta Carobolante Bellussi, è candidata sindaco a Santa Lucia per Alleanza Santa Lucia Democratica, sostenuta da PD, Federazione della Sinistra e Progetto Santa Lucia. Buongiorno e benvenuti. Grazie e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, ricordo che non è un confronto, non è un dibattito, è una presentazione, quindi partiamo subito. Partiamo con il 3x4, 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Allora, un minimo di premessa. La politica di oggi si sa, è scontato che è in difficoltà, per cui gli aggettivi sono di conseguenza. Il primo che mi viene in mente è rissosa. Abbiamo visto uno show un po' inutile di un urlarsi continuamente uno contro l'altro, una mancanza di sobrietà sinceramente, quindi rissosa. Secondo, scollegata, voglio dire, si sente molto che i cittadini si sentono allontanati dalla politica, questo anche perché molti politici effettivamente hanno un po' perso il loro ruolo di servire il cittadino. Terzo, purtroppo devo dire anche inconcludente, si è visto, siamo stati un po' incapaci di governare e adesso è un po' così. Aggettivi non troppo positivi sono quelli che abbiamo raccolto durante queste prime puntate di 6 maggio si vota e che vengono confermati in questo momento da Loretta Carobolante Bellussi. 3 aggettivi invece per descrivere la società di oggi. Beh, la società evidentemente è quella che poi ha anche creato la politica, è uno specchio uno dell'altro. Comunque vorrei dire, la società è indubbiamente molto articolata e molto complessa. Viviamo un momento odierno che effettivamente è piuttosto variegato e quindi complessa. La seconda, smarrita. C'è un senso di disagio, si sentono e si avvertono anche certi momenti di, come potrei dire, di aggressività, quindi c'è un disagio. Però io sono anche positiva e penso sempre in modo che l'uomo ha delle grandi capacità. Quindi come terzo aggettivo dico anche rigeneratrice. Io penso che la società possa anche riprendere un cammino più illuminato. Quindi un filo di speranza c'è. 3 Certo. aggettivi per descrivere il suo paese, Santa Lucia. Santa Lucia, allora direi strategica. Da un punto di vista geografico Santa Lucia è lunga e stretta. Ha un inizio che è vicino a Conegliano, molto antropizzato, e poi si arriva in un ambiente splendido che è il Piave. Quindi è strategico come punto suo, come sua collocazione. Secondo, Santa Lucia la sento, e adesso che giro anche l'avverto molto viva, vivace, ha un sacco di associazioni, è ricca, la gente ha voglia di stare insieme ed è positiva. E poi come terzo aggettivo vorrei dire unica. Cosa intendo per unica? Intendo autentica. In effetti le fiere di Santa Lucia la particolarizzano, è sempre stata conosciuta come il paese delle fiere, quindi le fiere sono millenarie e anche la presenza del Beato Fra Claudio fa rendere unica Santa Lucia. E infine 3 valori in cui crede. Allora, prima di tutto la dignità. Io credo molto in questo valore. La dignità e anche l'impegno nei confronti di se stessi di crescere sempre, da tutti i punti di vista, anche quello intellettuale, anche quello emotivo, anche quello psicologico, non solo concreto. La dignità. Poi credo come altro valore la famiglia. Beh, io sono e ho voluto essere moglie e madre, e come moglie e madre ho cercato di dare il senso della famiglia attraverso l'educazione, attraverso un senso
determinazione nel seguire i propri obiettivi, ma anche in modo umile e semplice. E il terzo vorrei dire l'onestà, e anche qui non intendo solo materiale, intendo anche un'onestà intellettuale, un'onestà in cui ci portiamo un vero senso etico. Tirando le somme di questo 3x4, perché ha scelto di candidarsi? Allora, ho scelto di candidarmi e qui devo fare assolutamente un preambolo, perché le persone che adesso formano Alleanza Santa Lucia Democratica hanno lavorato da un anno a un programma molto articolato, un programma molto serio. E quando mi è stato presentato ho trovato che fosse un lavoro estremamente bello e importante. Quindi dopo un attimo di riflessione l'ho accettato con slancio, quasi vedendola come una mission. Quindi la mission sarà portare un cambiamento a Santa Lucia. Sì, questo è il nostro slogan, in effetti, cambiare si può. Loretta Carobolante Bellussi, candidata per Alleanza Santa Lucia Democratica, candidata sindaco a Santa Lucia. Entriamo nel vivo del programma. Prima però vi ricordo che siete in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano, con 6 maggio si vota, e in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove potete anche vederci e vedere i candidati sindaci che ci stanno presentando. Poi da oggi pomeriggio invece in registrato potete rivedere la puntata odierna. Allora, dicevo, entriamo nel vivo del programma di Alleanza Santa Lucia Democratica. Partiamo con il sociale. Che cosa propone Alleanza Santa Lucia Democratica? Allora, devo fare anche qui una premessa. Alleanza Santa Lucia Democratica ha come primo obiettivo e come carta d'identità, se vogliamo chiamarla, proprio un atteggiamento dell'ascolto verso il cittadino. Quindi verso il sociale è in un qualche modo quasi più semplice la politica di Alleanza Santa Lucia Democratica. Noi abbiamo fatto un lavoro e ci siamo divisi in gruppi, e il gruppo del sociale è stato attivissimo, ha avuto modo di toccare più di un aspetto. L'aspetto importante comunque rimangono le famiglie, e dobbiamo fare anche qui un excursus, una premessa. C'è e sentiamo fortemente la crisi, per cui è visto e si è sentito il dovere di creare, di pensare a una rete per il sostegno delle famiglie. In tanti modi, vedendo la possibilità anche dell'asilo nido, vedendo della possibilità di fare l'allungamento della scuola nel pomeriggio per sostegno appunto alle famiglie, perché in questo momento preservare 2 posti di lavoro diventa importante anche sapere che i propri figli sono tranquilli, e quindi con il prolungato, che non è detto che debba essere solo scuola, può essere sport, può essere anche un momento ludico, ma saperli un posto sicuro. E quindi oppure arrivare al punto di pensare anche a un aiuto veramente concreto se ci saranno famiglie dove il disagio è ancora più forte perché manca il lavoro. Comunque una rete in cui abbiamo chiamato anche banca del tempo, perché ci possono essere anche delle persone che a sua volta invece hanno perso il lavoro e possono inserirsi nel sociale e dare una mano, ad esempio proprio con i ragazzi, magari delle donne, chi meglio di loro, delle mamme, possono a sua volta guardare gli altri ragazzi. Poi sul sociale altro punto debole sono gli anziani. Sappiamo benissimo che la società è una società nostra che è un problema molto forte, perché avremo sempre di più una presenza degli anziani. Santa Lucia ha un punto di eccellenza con la casa di riposo, ma anche con questo abbiamo avuto delle relazioni, cercheremo che ci sia ancora più forte un contatto con la casa di riposo, anche per riuscire a creare una rete perché gli anziani possano rimanere a casa e possono vivere il loro periodo più vicino alle loro abitudini, ma nello stesso tempo aiutati, sentendosi sicuri, creando una rete a sua volta attraverso anche la casa di riposo, una possibilità di lasciarli nel loro ambiente. Il sociale è importante anche per l'immigrazione. Noi abbiamo fatto una serata nei confronti degli immigrati, li abbiamo invitati. Questo è altrettanto sempre un modo di porsi dell'Alleanza Santa Lucia Democratica nel segno di ascolto.
li abbiamo invitati a dirci i loro problemi. Altrettanto qui apriremo uno sportello che fotograferà la situazione, monitorerà la situazione da un punto di vista sia degli alloggi e sia del lavoro. Certo che questo è un momento di difficoltà economica, quindi non so quanto il Comune possa sostenere tutto anche la presenza di uno sportello aperto, e lo vedo intercomunale ad esempio. Non fare rete con gli altri comuni? Certo, certi argomenti di sicuro fare rete con gli altri comuni trovo che sia una forma per ottimizzare i costi e per dare un servizio anche migliore. A proposito di questo, l'altro candidato sindaco di oggi che è già qui con noi è Floriano Zambon, candidato sindaco a Conegliano per il PDL, Forza Conegliano, Popolari per Conegliano e Centro per Conegliano, e qui dopo gli gireremo la domanda, allora, la proposta di Loretta Colombo Banante Bellussi. Dal punto di vista della sicurezza, torneranno i vigili a Santa Lucia, forse sono già tornati perché è stato chiuso il consorzio di polizia locale Piave. Cosa c'è da fare su questo fronte? Allora, innanzitutto mi fa piacere questa domanda perché mi dà modo anche di dire che nella mia alleanza ci sono dei componenti che sono stati a suo tempo nell'ultima tornata amministrativa all'opposizione e che hanno lottato molto perché i vigili ritornassero a Santa Lucia. E questo perché? Perché siamo tutti convinti che i vigili possono essere un monitoraggio perfetto per il territorio. La presenza è una presenza che fa sentire più sicuri i cittadini e nello stesso tempo dà modo di avere anche un dialogo con i cittadini. Certo, questo non vuol dire che dobbiamo fermarci solo ai vigili, il senso di sicurezza il cittadino lo deve avvertire e deve sentirlo molto forte. Speriamo di poter potenziare o creare delle sinergie con gli altri organi preposti, comunque dello Stato, per dare un senso di sicurezza al cittadino. Lei ha sottolineato altre forze dello Stato perché ci sono state iniziative civili in questo senso a Santa Lucia, che immagino quindi da questa sottolineatura Alleanza Santa Lucia Democratica non condivida. Guardi, io credo che il cittadino abbia sempre il suo ruolo civile. Quindi se vede che c'è un'infrazione, è ovvio, chiama chi preposto. Il resto vedo che crea solo confusione, personalmente lo credo molto. Quindi meglio puntare sulle forze preposte, sulle forze dell'ordine, certo, che già ci sono. Opere pubbliche e infrastrutture. C'è qualche opera pubblica necessaria, anzi indispensabile a Santa Lucia? Qualche infrastruttura? Ce n'è una programmata come il nuovo casello. Quali sono le proposte di Alleanza Santa Lucia Democratica? Allora, vado sull'idea di che cosa si può fare. Noi crediamo moltissimo all'idea di poter creare una piazza e sfruttare quelli che sono i vigenti piani di recupero per riqualificare queste zone storiche. Creare una piazza cosa vuol dire? Vuol dire dare un senso di comunità, di aggregazione, e dà anche modo, da un punto di vista proprio delle attività commerciali, di ridare vita al paese. Quindi tre cose: urbanistica, sociale e anche economica. Dare una piazza vuol dire dare un grande sferzata di energia a tutti e tre questi livelli. Seconda cosa importantissima sono le piste ciclabili. Noi abbiamo sempre pensato che favorire la mobilità dolce, quindi la bicicletta oppure a piedi, e questo si può fare recuperando tutti quelli che possono essere gli allargamenti delle banchine esistenti. Anche i marciapiedi sono importantissimi, anche per gli anziani che devono spostarsi. Ma ci sono le possibilità di creare anche delle piste ciclabili attraverso lo spazio in questo momento occupato da canalette oppure i canali canale Emanuele Filiberto o quelli derivati. Sono spazi che creerebbero delle piste ciclabili sicure, quindi possibilmente fruitrici sia per i ragazzi sia per gli anziani. Sarebbero piste ciclabili che finalmente unirebbero il centro con tutte quelle che sono le frazioni e darebbe di nuovo modo a ritornare a questa idea di piazza, di centro, di paese vivo che noi vogliamo.
C'è da dire, lei mi ha chiesto del casello, sì, dell'infrastruttura del casello. Ecco, anche questa è una domanda che ovviamente mi fa molto piacere che mi venga fatta, perché non ci nascondiamo, molti mi prendono e mi identificano come quella del no casello. Ecco, ho piacere di farlo perché in questo c'è stata una comunicazione, a mio avviso, scorretta. Non siamo mai stati per il no casello, no progresso. Siamo sempre stati per no a spreco di denaro pubblico e no a spreco di territorio. Sono due cose completamente diverse. Il casello lì dove era posizionato, devo dire che venivano 15 milioni di euro per raggiungerlo, il che vuol dire che è molto lontano da tutto quello che era il traffico e le zone che sono invece industriali o artigianali. Questo denaro pubblico io trovo l'alleanza con me che in questo momento soprattutto di crisi deve essere rivolto per dare un ritorno al nostro territorio e alle nostre aziende in tutt'altro modo, e quindi anche la possibilità di creare attraverso ovviamente una piattaforma, trovare una formula esatta, una possibilità di credito agevolato o accedere a dei mutui, e questo io credo che veramente possa dare alle nostre aziende una vitalità. Non certo un minuto in meno per raggiungere il casello, perché poi comunque noi avevamo preparato uno studio serio, corretto, anche da parte dell'università, e raggiungere il casello non aveva nessuna maggiore o minore tempo o minore distanza da quello che c'è adesso. Ecco, lei ha usato un termine interessante, mobilità dolce, e poi c'è un'altra cosa in comune con Conegliano, che è il canale Emanuele Filiberto, anche qui appunto si sconfina tra comuni vicini. Un'altra cosa che ha in comune con Floriano Zambon, Loretta Bellussi, è il sostegno del PDL che è arrivato ad Alleanza Santa Lucia Democratica. Quindi diciamo questa coalizione molto ampia che appunto riunisce PD, Federazione della Sinistra, Progetto Santa Lucia, che appunto è il gruppo uscente rispetto all'attuale amministrazione, che ha avuto il sostegno del PDL. Esterno, sì, del PDL. Allora, tornando nel vivo dei programmi e delle proposte elettorali, ambiente e valorizzazione del territorio per Alleanza Santa Lucia Democratica. Beh, questo è un argomento che ovviamente a me piace moltissimo, io mi sono battuta sempre per tutelare il nostro territorio. E come ho detto prima, Santa Lucia è una posizione fantastica perché arriva fino al fiume Piave. Quindi abbiamo la possibilità di sfruttare questo fiume che in questo momento è lasciato e un po' abbandonato a se stesso. Anche qui c'è un progetto, prima di tutto come progetto all'interno del comune sarebbe splendido fare una pista ciclabile che arrivi al fiume e creare un parco, e quindi che le famiglie possano sfruttare all'aria aperta delle bellissime giornate ed avere a disposizione questo spazio verde che è un bellissimo polmone. Detto questo, io sono anche convinta e ho avuto modo di conoscere un progetto molto bello dell'Università di Venezia, dello UAV, sul fiume Piave, guardando anche alle esperienze fuori dall'Italia, come hanno saputo sfruttare queste cose e creare un turismo minore, come viene detto, ma in questo momento secondo me importantissimo, e creare uno spazio che parte dal fiume Peralba, quindi dai monti fino al mare, per dare possibilità di, tutto lungo il Piave, di fare delle piste ciclabili dove è possibile fruire ovviamente anche di alloggi e di tutti gli agriturismi che ci sono, poter avere modo di conoscere i prodotti di tutto questo lungo percorso che si può fare, e sono molti. Ecco che questo è una forma di vivere il territorio, dando all'ambiente una tutela, una ricchezza, e nello stesso tempo riporta una forte economia. Questo è il modo reale di vivere, secondo me, un nuovo modo di concepire anche l'economia stessa. E qui ci possiamo collegare all'argomento cultura.
quindi quali proposte per Santa Lucia? Beh, la cultura in questo momento è sempre stata vista un attimo come la figlia minore. Io credo in realtà che la cultura sia il fatto di poterla espandere a tutta quanta la cittadinanza, le basi per creare una vera società. Quindi la cultura, devo dire che nello stesso tempo Santa Lucia, come ho detto prima, ha moltissime associazioni. Io in questo periodo che le sto un attimo seguendo vedo che hanno tantissime attività e trovo che vanno semplicemente veicolate ancora di più, vanno sviluppate ancora di più. Indubbiamente l'amministrazione, se sarò io ad amministrare, darà una fortissima spinta e un fortissimo slancio a questi temi, che possono essere di tutte le cose, sia nella musica, sia nella pittura, sia nella letteratura, sia nella conoscenza anche di civiltà diverse, di popoli diversi. Ci sono tantissime cose da fare in questo. 6 maggio si vota, stiamo chiacchierando e presentandovi Loretta Carobolante Bellussi, candidata a sindaco per Alleanza Santa Lucia Democratica. Vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove da oggi pomeriggio poi potrete vedere la registrazione di questa puntata. Giro di boa, terminato l'approfondimento per quanto possibile in questi 20 minuti che abbiamo a disposizione sulle proposte, sul programma del candidato sindaco, cerchiamo di conoscerla meglio con 3 piccole pillole che magari possono farci capire qualcosa in più. Qual è il libro, l'autore preferito di Loretta Carobolante Bellussi? Beh, devo dire che io ho letto ho fatto il liceo linguistico, per cui anche l'idea della letteratura straniera è molto viva in me, oltre a quella italiana. Però ho amato per molto tempo, e mi piace ricordarlo, Harry James, Ritratto di signora, anche perché è un'ottima scuola per capire le ambiguità. Poi devo dire che ultimamente, visto che mi sono messa a studiare come candidato sindaco, ho letto con tanti saggi, ma mi è piaciuto moltissimo uno di Sabino Cassese, L'Italia, una società senza Stato. Ecco, trovo che sia effettivamente una severa riflessione sullo Stato italiano e che metta anche in chiaro tanti coni d'ombra che ci sono. Canzone o cantante preferito di Loretta Carobolante Bellussi? La musica mi piace decisamente tutta, anche quella classica, anche se non ho assolutamente una cultura preparata in questo, però voglio fare un omaggio a Lucio Dalla, è morto da poco, mi sono trovata per caso a Bologna che c'erano i funerali e devo dire che la gente lo sentiva moltissimo, mi ha preso molto questa emozione, e di Lucio Dalla Caruso, che è veramente un brivido. Invece il periodo storico preferito? Beh, il periodo storico preferito devo dire il Rinascimento. L'Italia ha dato al mondo luce attraverso il Rinascimento. Dal 400 al 500, con la scoperta dell'umanesimo, l'Italia ha dato veramente moltissimo, è stata il centro dell'Europa. Poi ci sono nomi da ricordare in questo periodo tantissimi. Lorenzo il Magnifico, Michelangelo, Raffaello, nomi importantissimi. Vorrei rimanere però sul Veneto, e quindi diciamo Tiziano, che poi tra l'altro aveva anche delle campagne qui limitrofe. Vorrei rimanere all'Otto, che amo molto, e a Cima di Conegliano. Un omaggio alla città, certo. Insomma, alla città di Conegliano. Non c'è nessuno finora che mi ha detto come periodo storico preferito quello attuale. Lasciamo questa domanda, lasciamo questa riflessione, la lanciamo ai nostri ascoltatori. Bene, al termine della chiacchierata con Loretta Carobolante Bellussi, le 2 domande a sorpresa, con risposta flash. Quando non ci sono i gatti, i topi ballano? Se il gatto era un dittatore, sì. A cavallo nato non si guarda in bocca? Una grande verità. L'educazione prima di tutto, sì. Grazie a Loretta Carobolante Bellussi, candidata a sindaco a Santa Lucia per Alleanza Santa Lucia Democratica, per essere stata con noi. Grazie a tutti voi. E adesso è arrivato il momento di un candidato sindaco che non ha bisogno di presentazioni, ma lo facciamo lo stesso perché
siamo in campagna elettorale, le cose rispetto a 10 anni fa potrebbero essere cambiate, anzi sicuramente sono cambiate. Un benvenuto a Floraneo Zambon, candidato sindaco a Conegliano, sostenuto da PDL, Forza Conegliano, Popolari per Conegliano e Centro per Conegliano. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, io ho scritto questa traccia che lei è rimasto subito basito, si aspettava qualcosa di diverso? No, ci mancherebbe, anzi mi pare che sia anche giusto in un momento di par condicio che si segua la stessa traccia per tutti e quindi ognuno poi farà le sue considerazioni. È stato fatto soprattutto per questo. Allora, partiamo con il 3x4, 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Beh, allora per descriverla, ma ci aggiungerei per come dovrebbe essere. Allora, i 3 per descriverla è che è stanca, tattica e sofferente. I 3 che dovrebbe essere invece di strategia o strategica, dinamica e capace di includere. Invece purtroppo il momento è tale per cui viviamo e notiamo una stanchezza, mi pare pressoché diffusa, diciamo, un'attività che è prevalentemente connotata dalla rincorsa a ciò che accade piuttosto che al prevenire, ad essere il traino, e sofferente perché credo che anche le vicende di questi giorni ci dimostrino che le miserie umane superano, ahimè, i valori importanti che dovrebbero fare riferimento alla azione politica che, ricordo, è un'arte nobile. Quindi se i 3 aggettivi sono negativi, io credo che competa ad ognuno di noi lavorare per fare in modo che questi 3 aggettivi si trasformino in aggettivi positivi. Finora, come dicevo prima, sono stati solo aggettivi negativi purtroppo per descrivere la politica di oggi. Però c'è sempre la speranza nella società e quindi 3 aggettivi per descrivere la società odierna. Beh, ecco, però io sono anche, condivido le opinioni di molti che sostengono che la politica non è un corpo avulso. Chi si occupa di politica e i protagonisti della politica sono l'espressione di questa società e quindi se la società in qualche modo prende le distanze, in realtà non svolge la sua funzione, perché nell'ambito delle componenti sociali ci sta anche l'ambito della politica, che secondo me è una delle attività più alte, perché dovrebbe essere, come dicevo prima, legata prevalentemente alla donazione agli altri in virtù proprio del progetto, che deve essere un progetto per sé e per gli altri. È giusto dire per sé e per gli altri, perché quando uno prende dei provvedimenti deve pensare alle ricadute che hanno sugli altri e anche su se stesso, perché altrimenti rischia magari quello di infierire con provvedimenti di cui uno immagina di sottrarsi. Comunque la società di adesso, per essere sintetico sugli aggettivi, direi che è effettivamente una società molto articolata, e questo ovviamente è una definizione neutra, che è una società alla ricerca che però ha bisogno di un colpo di reni, ed è effettivamente una società che secondo me guarda poco al futuro. È un tema questo che vale per la politica, ma come vedete si può estendere all'attività sociale, quindi all'articolazione sociale, non ne parliamo dell'economia, perché credo che una delle magagne o delle ragioni per cui ci si trova in questa situazione sia proprio data dal fatto che la strategia anche all'interno delle stesse aziende talvolta è carente o inesistente. Quindi qualche giorno fa ero a Oderzo, che è stata inaugurata una mostra su Leonardo, e mi è piaciuto moltissimo l'intervento che ha fatto il rappresentante dell'industria paragonando Leonardo a ciò che dovrebbe essere un imprenditore oggi, e Leonardo guardava con un occhio gettato oltre 500 anni rispetto al suo momento. Se noi riuscissimo, non dico a guardare a 500 anni, ma basterebbero anche a 10, saremmo già sulla buona strada. Comunque politica e società vanno a braccetto, non devono essere scollegate. Non c'è dubbio, ma non solo non devono, ma non lo sono, non perché lo sono. Chi si ostina a dire che è un'altra cosa è fuori strada di suo. 3 aggettivi per descrivere la sua città. Beh, riferita a Conegliano, io penso che Conegliano abbia 3 caratteristiche, sia solidale e inclusiva. Questo è indubbiamente una sua caratteristica, lo ha dimostrato nei secoli,
negli ultimi decenni e anche nell'attualità. Anche perché le sue trasformazioni sociali sono avvenute in tempi relativamente brevi, con delle innesti importanti. Penso al fatto, per esempio, che negli anni 60 erano 16-17 mila gli abitanti e negli anni 75 ci siamo trovati già con 30 e passa mila. Quindi in questo senso ci sono stati 15.000 innesti che però non hanno provocato traumi, e quindi è una città capace di includere. È evidentemente una città dinamica, perché credo sia dimostrato da tutti i parametri che possiamo valutare che di fatto rimane un punto di riferimento in un contesto dinamico, e non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. Ha però delle sfide di fronte che sono delle sfide importanti, perché penso a che cosa sarà fra 20 anni con la realizzazione della Pedemontana, quell'area metropolitana che sta dall'altra parte del Piave, e qual è la dimensione e quale sarà il ruolo di questo contesto territoriale, che deve, non dico ritrovare o determinare la propria identità, ma deve inevitabilmente valorizzare ciò che è. E quindi dicevo dinamica e penso anche attrattiva. Lo dico anche con molta tranquillità, perché le caratteristiche della nostra città sono comunque la qualità della vita, indipendentemente da situazioni che possono così in qualche modo talvolta farci pensare diversamente. Io credo che basta andare un po' in giro per il mondo per capire qual è la qualità della vita di questo territorio, e ce lo dicono i turisti. Ce lo dicono i turisti, perché quest'area è un'area che sta crescendo e che è cresciuta negli anni, è un'area che è attrattiva, e i nostri turisti sono i nostri migliori ambasciatori, che secondo me sono peraltro anche un parametro di riferimento per quanto concerne la qualità, perché se uno viene, parla bene di dove è stato e ci torna anche, vuol dire che tutto sommato sta bene. Ecco, quindi io credo che la nostra città sia attrattiva. È chiaro che ha le sue situazioni contingenti, per esempio c'è la necessità di vivacizzarla un po' di più per quanto riguarda le attività culturali, che in quest'ultimo periodo si sono un po' affievolite in virtù anche del fatto che sono venuti meno alcune risorse e alcune componenti. Un'analisi schietta ma completa della città di Conegliano. 3 valori in cui crede Floriano Zambon. Beh, insomma, uno è la lealtà e la correttezza. Penso che questo sia uno degli elementi o dei valori a cui fare riferimento, e in politica in maniera particolare che se ne dica. Che lealtà si collega anche a onestà, ma non voglio aggiungerci altro, altrimenti andremo troppo più in là. Ecco, vorrei anche dire che un altro valore è l'umiltà con la U maiuscola, perché tante volte l'umiltà è considerata un disvalore, invece in realtà è un grandissimo valore, perché all'umiltà si affianca lo spirito di servizio, anche questo con la S e doppia S maiuscola. Ovviamente poi c'è il valore della famiglia e della comunità. Io sono sposato con 2 figli, sono orgogliosissimo della mia famiglia e sono convinto che replicata costituisca la società coneglianese. Una domanda scontata forse per Floriano Zambon, perché ha scelto di candidarsi, perché però forse scontata non troppo, perché lei in politica lo è attualmente come vicepresidente della provincia, invece vuole tornare a fare il sindaco di Conegliano, ha questa ambizione, insomma, con anche un po' di orgoglio per la sua città. Diciamo che questo sì, effettivamente c'è qualcuno che può ambire a un posto, io apparentemente faccio un passo indietro, e quindi da questo punto di vista uno potrebbe anche chiedersi perché. Io penso che l'esperienza però del sindaco non abbia pari, perché soprattutto per una comunità delle dimensioni della nostra, che è una comunità di dimensioni ideali, nel senso che non è troppo piccolo per essere in difficoltà e quindi avere crisi di identità, e non è troppo grande per non essere in una situazione di non contatto con la realtà. Ci sono create le condizioni perché io fossi nuovamente candidato a sindaco. Non vuole essere assolutamente un ritorno, perché sai, il concetto del ritorno non è un ottimo concetto, vuole essere una nuova esperienza. E, ripeto, io la faccio con quello spirito di servizio a cui facevo riferimento prima, e spero che diciamo, l'affetto, i sentimenti
le relazioni che si sono intessute in occasione di precedenti esperienze possano replicarsi. Stiamo chiacchierando con Floriano Zambon, candidato sindaco a Conegliano, sostenuto da PDL, Forza Conegliano, Popolari per Conegliano, Centro per Conegliano. Questo è 6 maggio si vota, il programma di approfondimento che va in onda ogni mercoledì dalle 12:15 alle 13 circa, e dalla prossima settimana si aggiungerà un appuntamento, quello del martedì, perché i candidati sono molti. Ieri sono state definite le liste, quindi Conegliano e i comuni del Coneglianese, diciamo il bacino di utenza di Radio Conegliano, sono tanti candidati, per cui c'è la necessità di ampliare il programma, per cui l'appuntamento sarà poi per martedì 10 aprile, sempre con lo stesso orario, 12:15-13, sempre in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it. Entriamo nel vivo delle proposte e dei programmi di Floriano Zambon per la sua città. Partiamo... Posso però dire una cosa sì. prima, perché facevi riferimento al numero dei candidati sindaci e mi piace riscontrare una cosa di questa fase propedeutica alla campagna elettorale: la voglia di partecipazione. Questo sembra che sia in antitesi al ragionamento che si faceva prima relativamente alla disaffezione nei confronti della politica. Io credo che il fatto di avere 8 candidati sindaci sia un vantaggio, un valore aggiunto per la campagna elettorale, ma io riscontro con una grandissima soddisfazione, per esempio, il fatto che noi abbiamo dovuto fare una lista in più di quella che avevamo previsto, anche in virtù del fatto che c'era questa disponibilità di persone disponibili a mettersi in gioco e a mostrare, per così dire, la faccia. Credo che sia una cosa molto bella, che ci fa anche ben pensare, ben sperare per quello che può essere un impegno del futuro. Il nostro compito di chi è un po' più navigato, secondo me, è quello di saper cogliere e evidenziare gli aspetti negativi della propria esperienza per farne e per trarne i migliori auspici. Allora, mi ricordo cosa mi diceva il mio comandante di battaglione quando ero militare, quando succedevano le cose peggiori. Mi diceva: guarda, dalle cose peggiori si traggono gli spunti migliori. Credo che anche dalle magagne della politica di questo momento possono essere tratti gli insegnamenti migliori per proporre qualche cosa di positivo per le nostre comunità, visto che stiamo parlando di elezioni amministrative, e per la nazione nel suo complesso, se facessimo un ragionamento più generale. 96 sono i candidati consiglieri a sostegno di Floriano Zambon, quindi le risorse umane ci sono da questo punto di vista. Adesso ci vogliono scarpe da ginnastica in questo periodo, ovviamente, le scarpe da ginnastica servono per muovere bene. Fino al 7 maggio. Allora, partiamo dal sociale. Anche Conegliano non è esule dalla crisi economica, quindi le difficoltà sono molte, anche appunto nella città del Cima. Cosa intanto c'è voglio da fare? farti i complimenti, perché avete fatto una, diciamo così, avete posto gerarchicamente nella posizione giusta i temi così come sono percepiti dalla gente oggi. Allora, l'anno scorso c'è stata la campagna elettorale per le provinciali, alla quale ho partecipato, e ricordo che era stata fatta un'analisi a livello regionale su quali erano i bisogni prevalenti e qual era l'esigenza maggiormente richiesta e espressa dalla cittadinanza. E in assoluto era la sicurezza intesa come ordine pubblico. Oggi la sicurezza è passata al 7° posto nell'articolazione più, diciamo, puntuale, e sicuramente al 2° posto per quanto riguarda i macro temi. Oggi quello che è più sentito dalla popolazione, dalla cittadinanza, ma anche da noi stessi, e lo dico anche per me, è proprio la certezza e la sicurezza sociale, perché è, purtroppo sembrava impossibile, ma fortemente messa in discussione, soprattutto in un'area che si considerava da questo punto di vista un fortino inattaccabile. In realtà le problematiche legate alla disoccupazione ci sono le problematiche legate all'incertezza, soprattutto per la media età, e parlo per me, che insomma anch'io ogni tanto rifletto sul fatto della permanenza nel mondo del lavoro e sulle possibilità di permanenza nel mondo del lavoro. È vero che nel tempo abbiamo cambiato cultura e ci siamo più aperti all'interinalità, chiamiamola così, o comunque alla precarietà. È anche altrettanto vero che però per gente come me, per la mia età, è anche difficile entrare in dinamiche o in ottiche di questo genere. Quindi sul tema del sociale
noi concentreremo particolarmente la nostra attenzione. Voglio però ricordare che Conegliano ha una grande fortuna da questo punto di vista. Ha un pregresso di politiche sociali che sono state di esempio non solo per il territorio ma per l'intera provincia e per l'intera regione, in alcuni casi anche a livello nazionale. Penso alle attività legate al sociale riferite alla condizione giovanile, per esempio. Penso a quelle attività che si sono svolte per il reinserimento lavorativo, superando anche le competenze di altri. È un'esperienza che feci io quando ero nella mia precedente esperienza, il fatto di aver condotto un progetto di reinserimento lavorativo di un'azienda grossa che era fallita proprio in questo territorio. Sono da replicare queste esperienze in un momento in cui purtroppo capita, non in maniera singola ma anche in maniera diciamo multipla o moltiplicata, casi di questo genere. Quindi per i giovani dovremmo, parlare di osservatorio non è giusto perché alla fine gli osservatori lasciano il tempo che trovano, però dobbiamo avere veramente gli occhi su questa generazione che sta venendo avanti, che è una generazione secondo me quasi completamente sana, no? e che va secondo me capita per quelli che sono anche i disagi che rileva in virtù proprio di questa trasformata situazione anche occupazionale. Il tema del sociale poi è strettamente collegato alla sicurezza, perché quando vengono a mancare determinate sicurezze all'interno della famiglia scattano delle dinamiche particolari e da qui poi si scaturiscono magari anche dei problemi dal punto di vista della sicurezza. Da questo punto di vista, come ordine pubblico intendo. Esatto. Ma guarda, io sono di questa opinione. Noi per fortuna abbiamo un dignitoso, adeguato presidio del territorio. Negli anni 90 a un certo punto io ho avuto la sensazione, ricorderò sempre quella scontro tra bande che avvenne nel piazzale dell'Hotel Prealpi, dove rimasero distesi e doloranti e tagliati parecchi malavitosi. In quel momento temevo si fosse perso il presidio del territorio. Da lì sono stati fatti grandi passi in avanti. Purtroppo noi abbiamo delle piaghe alle quali non è facile dare soluzione, che sono le piaghe della microcriminalità cosiddetta, che però poi alla fine per chi tocca non è micro ma è macro, perché il ladro che ti viene in casa, se viene in casa tua, è il problema più grande che ti può capitare, di gran lunga superiore rispetto ai movimenti delle cosche mafiose. Su questo bisogna incidere, su questo bisogna fare in modo per esempio che anche i cittadini siano sentinelle della comunità. Non voglio fare proposte demagogiche perché per esempio quando si è parlato di vigile di quartiere o capiamo di che cosa stiamo parlando, altrimenti facciamo solo ed esclusivamente demagogia, perché per avere un... Allora io sono stato a studiare la realtà di Brescia, dove sono stati istituiti secondo loro i vigili di quartiere, ma Brescia è stata divisa in quartieri omogenei da 30.000 abitanti e quelli hanno la loro pattuglia che presidia quel quartiere da 30.000 abitanti. Vi faccio notare che Conegliano ha 36.000 abitanti, allora il quartiere di Conegliano è la città intera e quindi noi in questo momento disponiamo anche di risorse dal punto di vista umano superiori rispetto a quelle del quartiere di Brescia. Dire che un quartiere debba avere un servizio di vigilanza di vigili urbani, a me va benissimo, però dobbiamo chiarirci subito sui numeri, perché dobbiamo dire che se volessimo servire i 7 o 12 quartieri della città così definiti convenzionalmente nel tempo che erano le vecchie circoscrizioni, dovremmo disporre di un organico di almeno 120 vigili, altrimenti non possiamo parlare di servizio di questo tipo. E quando vedo girare le macchine in qualche altro comune più vicino che hanno scritto su vigili di quartiere, onestamente mi viene da fare questa riflessione: se è veramente un servizio o se è un servizio di facciata. Allora, però dal punto di vista della sicurezza Conegliano ha sedi di tutte le forze dell'ordine, ha una rete di occhi elettronici che controlla la città dico, e cioè, poi... Allora, il tema della videosorveglianza va solo completato, perché credo che nel tempo noi siamo stati i primi a iniziare questo processo. Abbiamo avuto la possibilità, per anche fortuite ragioni che adesso non si potrebbero replicare, avere la presenza di tutte le forze dell'ordine possibili. Siamo riusciti a fare una politica
di adeguamento infrastrutturale per cui tutti stanno bene, adesso tolto questo problemino dell'utilizzo dei locali della caserma dei carabinieri, la caserma dei carabinieri c'è e quindi questo è uno dei problemi che problemino. Sì, di fatto è un problemino perché è una questione soltanto formale sulle intese e sugli accordi, ma non è che stiamo parlando di una cosa che ha da venire, di una scelta da fare nella sua progettazione. Il fabbricato esiste, è già disponibile, si tratta soltanto di trovare la quadra del contratto da sottoscrivere, quindi è una cosa su quale per esempio nei miei primi 100 giorni il mio programma ha un allegato di che cosa farò nei primi 100 giorni, sono 12 punti, da cui poi mi sono permesso di aggiungerne altri, 12 perché sono 12 punti del programma, quindi volevo darne uno per punto, sono 12 punti da cui poi sono 12 punti, da cui poi mi sono permesso di aggiungerne altri, 12 perché sono 12 punti del programma, quindi volevo darne uno per punto, e ne ho aggiunto qualcuno in più, tra 12 punti, da cui poi mi sono permesso di aggiungerne altri, 12 perché sono 12 punti del programma, quindi volevo darne uno per punto, e ne ho aggiunto qualcuno in più, tra cui anche quella della caserma dei carabinieri, che secondo me, andandoci dietro, in 100 giorni la risolviamo, forse anche prima. Dicevo, ecco sì, le forze dell'ordine sono presenti in massa. Ripeto, dobbiamo però non abbassare la guardia, non possiamo permetterci di abbassare la guardia, dobbiamo fare in modo che cresca la sinergia tra le forze dell'ordine. Io peraltro avrei anche un'idea un po' più vasta per quanto riguarda la polizia municipale, perché secondo me oggi non è più attuale un comando di polizia municipale in ogni comune, che è quello che c'è. Io la vedrei con una sua organizzazione più gerarchicamente strutturata, altrimenti rischiamo di vedere solo comandanti dei vigili e non vederne neanche uno sulla strada. Ma questo è un altro tema che non afferisce al programma e che potremo parlarne in un'altra occasione. Comunque sulla sicurezza, per esempio sulla sicurezza legata non all'ordine pubblico ma alla tutela di se stessi in caso di calamità, anche il lavoro che è stato fatto sul piano di protezione civile e sulle infrastrutture e iniziative portate avanti e da completare, bisogna concentrare l'attenzione perché devono essere completate in tempi brevi. Ripeto, per quanto riguarda le condizioni di lavoro delle forze dell'ordine singole, abbiamo fatto un percorso difficile ma si è concluso. A proposito di cose da completare, di situazioni da definire, questo è l'aggancio per introdurre il tema successivo del programma, cioè le opere pubbliche e le infrastrutture. Ce ne sono a Conegliano prima di tutto da portare a termine e allora, poi ne sono necessarie altre? Allora, per quanto riguarda, ci sono due ordini di questioni legate alla infrastrutturazione pubblica, diciamo. Uno è legato alla viabilità e l'altro è legato ai manufatti, ai contenitori. Nel settore dell'edilizia scolastica tutti i manufatti, i contenitori di valenza sovracomunale sono oggi a posto. Diciamo che Conegliano e Vittorio Veneto in provincia di Treviso sono le due realtà che hanno la migliore qualità, lo standard maggiore per quanto riguarda le infrastrutture scolastiche superiori. C'è un problema per quelle elementari e medie. Ricordo che è stato fatto un grandissimo lavoro di messa in sicurezza e a norma per quanto riguarda gli impianti elettrici e i sistemi antincendio, che sono prioritari rispetto a qualsiasi altra cosa secondo me, dove sono stati spesi anche molti soldi. Adesso bisogna proseguire nella riqualificazione, nella riorganizzazione o nella restyling, diciamo, della loro esteriorità o degli elementi di maggiore importanza rispetto alle due questioni che ho sottoposto prima. Quindi per quanto riguarda le scuole, io sarei orientato a proporre una idea che ho già attuato precedentemente, cioè quello di garantire uno stanziamento annuale finalizzato a quel tipo di attività sulle scuole. E questo consente di avere le scuole sempre a posto, che è un po' il problema della pianificazione delle asfaltature. In una città come Conegliano l'asfaltatura deve avvenire nell'arco dei 12-17 anni. Allora tu devi fare una pianificazione che nei 12 o 17 anni, 15 a questo punto anni, devi avere la riasfaltatura di tutte le strade. Se vieni meno a questo concetto è inevitabile che ti trovi in una situazione poi che è improponibile. Allora eravamo arrivati quasi in linea, l'aver sospeso per un certo periodo questo tipo di attività oggi ti mette nelle condizioni di avere delle strade. Allora, la tenuta di un manto stradale, è chiaro che dipende da quanto
battuta sia la strada più o meno, però in realtà è il periodo, l'arco di tempo che ti dicevo. Però ecco, come infrastrutture e opere stradali, per esempio, noi finalmente potremmo dire, con la realizzazione per esempio della Bretella di Parè, di aver cominciato a intravedere la rigerarchizzazione delle strade. Perché uno dei grossi problemi che ha Conegliano è che le strade di Conegliano sono tutte quante circonvallazioni, da via Mameli a Corso Vittorio Emanuele, a via l'Italia o via le Venezie, perché non c'è la gerarchia delle strade. Se noi avessimo una circonvallazione pulita, non serve la superstrada. Io sono d'accordo con Loretta quando dice che non dobbiamo infrastrutturarci in eccesso, per cui per esempio la tangenziale sud secondo me è sufficiente che sia a 2 corsie, che non abbia innesti e che abbia una velocità di esercizio dai 70 ai 90 km/h. Tu hai garantito tranquillamente, nella logica della gerarchia, una strada superiore. Ovviamente che non si cominci a parlare di piste ciclabili o altri ammenicoli attorno, perché guarda, qualche giorno fa proprio per me è stata un sospiro, ho tirato un sospiro di sollievo quando siamo riusciti a pubblicare, la provincia, il bando per la realizzazione della Bretella di Parè. È una cosa che io inseguo ormai da 13 anni e il 29 è stata pubblicata. È stata pubblicata anche su un giornale online la notizia e subito un lettore ha scritto che non si pensino di non fare la pista ciclabile su questa strada perché dopo spenderemo soldi ancora. La mia risposta è: lì non ci può essere la pista ciclabile, perché se cominciamo a appesantire queste arterie con degli ammenicoli e delle cose che non hanno niente a che vedere, non riusciamo a rigerarchizzare le strade e quindi torneremmo ad avere per esempio una circonvallazione come quella che abbiamo adesso, che non è altro che, pur avendo dei fabbricati ovviamente di pregio diverso perché sono fabbricati industriali, ma secondo me l'attuale circonvallazione potremmo trasformarla in un altro bel viale come Viale Speranzon, riuscendoci a mettere gli alberi sopra, ma non ha una funzione di strada di scorrimento superiore, e su questo io credo che dobbiamo essere d'accordo. All'interno della città c'è un problema che è quello della Amerigo Vespucci. Sono in attesa di qualche notizia confortante. Io non ho scritto, mentre per esempio per il parcheggio di Via Lourdes, mentre per quanto riguarda la Bretella di Parè ho potuto scrivere che entro i primi 100 giorni vedremo l'avvio dei lavori. Nel caso del parcheggio di Via Lourdes vedremo la conclusione dei lavori, della sistemazione di via Ortigara vedremo forse anche la conclusione dei lavori. Qua non posso dire che entro 100 giorni si concluderanno perché ovviamente durano molto di più, ma sono moderatamente ottimista e quindi mi auguro che effettivamente almeno durante l'arco di quest'anno si definisca chiaramente come si può concludere l'opera, perché quella è un'opera che anche i detrattori di un tempo oggi riconoscono, perché mi pare di capire che anche quelli che erano tanto contrari oggi abbiano cambiato opinione, o meglio l'abbiano molto ammorbidita, perché ci si rende conto che la città, per avere delle aree effettivamente di sfogo e pedonali, deve avere delle arterie tali da portare il traffico altrove, a meno che non si riesca, ma questo credo sia impossibile e le cose possono andare avanti comunque di pari passo, a creare anche modalità nuove dal punto di vista delle abitudini. Per esempio una cosa che io ho apprezzato molto dell'amministrazione che sta chiudendo la sua esperienza, e grazie anche a lui, e che ha avuto molto successo, l'attivazione dei piedibus. Allora i piedibus, parli no, ma alla fine voi pensate che in città ci sono 11.500 studenti che varcano le porte delle scuole ogni mattina. Delle scuole elementari ce ne saranno 2.000. Tirar via 1.200 macchine in centro vuol dire sicuramente aver dato un bel segnale. E questa è una buona pratica. Se assieme a questa buona pratica se ne possono aggiungere altre, ben venga. Nella logica però che dicevo, bisogna anche essere certi di poter dare delle risposte alle varie tipi di mobilità, da quella più debole che è il pedone fino all'auto articolato, che è quello sicuramente meno debole. Sul tema, quindi anche sul tema delle piste ciclabili, su questo qui ci sarebbe molto da dire, perché bisogna stare attenti a non confondere la pista ciclabile con un percorso protetto per la comunità che insiste fronte strada. Cioè, immaginare sarà fatto, questo è un impegno di 5 anni, non so quando riusciremo realmente a realizzarlo. L'ultimo tratto di cosiddetta pista ciclabile in fianco al Minaret, a mio avviso non è dare una risposta a chi si muove in bicicletta, perché da San Vendemiano a Vittorio Veneto fare il percorso
a fianco alla statale 51 vuol dire arrivare su con i polmoni particolarmente compromessi. Allora, quel tipo di intervento deve assumere il valore della messa in sicurezza delle abitazioni che ci stanno intorno, della possibilità di quelle persone di muoversi, di non essere isolate, ma non va concepita come pista ciclabile. Su pista ciclabile io ho creduto molto, infatti sono contento che finalmente si sia quasi concluso il mio progetto, che si sia fatto il ciclo pedonale sopra l'Emanuele Filiberto, perché l'Emanuele Filiberto è un'altra cosa rispetto alla strada dove ci sono le macchine. E se noi riusciamo ad individuare percorsi di quel tipo, facciamo un servizio ai ciclisti e gli consentiamo di muoversi per lunghe percorrenze, altrimenti dobbiamo limitarci a fare delle, come si può dire, delle infrastrutture che acquisiscono anche le caratteristiche di arredo urbano. Penso alla pista ciclabile del centro, che non è una pista ciclabile, ma è un percorso in semisicurezza, certamente, che deve far convivere le varie mobilità, da quella più debole, ripeto, a quella meno debole. Allora, i tecnici sia audio che video mi fanno segno che stiamo sforando. Sì, allora, magari saltiamo il libro preferito, la canzone del periodo storico. Contesto, mi mettete il bavaglio, contesto, mi mettete il bavaglio. Scherzo. Allora, l'ultimo tema, ambiente e valorizzazione del territorio, 1 minuto. Allora, su questo c'è una cosa che è nel mio programma e che reputo qualificante, è una scelta, per esempio, quella di non fare il parco fotovoltaico sulle fosse Tommasi, perché io credo che il fotovoltaico vada sopra i capannoni, e invece le fosse Tommasi siano un parco per la città. Sono 67.000 metri quadrati di proprietà pubblica ed è giusto che con i 2.500.000 euro che sono stati stanziati dall'Europa ci facciamo veramente un bel parco, non è un parco da poco. Rimane il tema del Monticano. Io ad esempio sono un patito del Monticano, da assessore provinciale ho portato avanti assieme al capofila comune di Fontanelle, ma poi con tutti gli altri comuni, un bellissimo progetto che si chiama Gira Monticano, che è stato finanziato tra l'altro dall'IPA per la parte, diciamo, più a sud. Il comune di Conegliano dovrà fare la sua parte e anche i comuni che stanno vicino, quindi mi riferisco, Santa Lucia non c'entra, ma è Mareno che deve essere coinvolto. Ovviamente dobbiamo fare in modo che il Gira Monticano parta dalla Val di Caldaz, dove comincia, da dove c'è la fonte, fino ad arrivare dove c'è la sua affluenza verso il Livenza. Però ecco, su questo finisco proprio. Okay. Finisco. Qui però dobbiamo lavorare anche su un nuovo strumento urbanistico. Dicevo prima, noi oggi ci troviamo in una realtà che non ha niente a che vedere con quella di 5 anni fa. È cambiato il mondo in questi 5 anni. Quindi anche dal punto di vista degli strumenti dobbiamo adeguarli o pensarne di nuovi. Ma lo dobbiamo fare subito, perché si sa benissimo che gli amministratori, soprattutto quelli di lungo corso, me lo possono confermare, che uno strumento urbanistico o lo prendi, ripeto, subito, altrimenti non lo approvi sicuramente, perché se cominci a parlarne come è avvenuto negli ultimi 2 anni di amministrazione è il momento di dire non se ne fa niente. E quindi quello deve essere lo strumento che ti accompagna alla città del futuro. E noi, come dicevo prima, non dobbiamo perdere di vista alcune sfide che sono proprio non legate a Conegliano, ma sono legate a quest'area rispetto ad un'area vasta che è in profondissima trasformazione. Allora, dispensato Floriano Zambon dalle domande più frivole, ma non da quelle flash con risposta flash. Quando non ci sono i gatti, i topi ballano? Dipende, qualche volta può succedere. A Cavaldonato non si guarda in bocca? Beh, questo è un modo di dire, credo che possa essere anche vero. Allora, grazie a Floriano Zambon, candidato sindaco a Conegliano, sostenuto da PDL, Forza Conegliano, Popolari per Conegliano e Centro per Conegliano. Un grazie ancora a Loretta Carobolante Bellussi, candidata sindaco per Alleanza Santa Lucia Democratica, che è rimasta qui con noi. Io vi do appuntamento a martedì prossimo 10 aprile alle 12:15 sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming su www.vivetv.it. Per 6 maggio si vota. E adesso una buona continuazione con i programmi di Radio Conegliano.